Filo diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, ci scusiamo con i nostri radioascoltatori, siamo un pochino in ritardo stamane, però qua a Genova e in tutta la Liguria c'è un bellissimo sole, temperature super gradevoli, siamo intorno ai 17-18 gradi e si sta veramente bene, però attenzione che domenica dovrebbe piovere. Per quanto riguarda il nostro primo ospite della mattinata, partiamo subito con il nostro deputato ligure Francesco Bruzzone, che dovrebbe essere già in collegamento. Ciao Francesco. Buongiorno, ciao. Stamattina pioveva, adesso c'è un leggero schiarimento. Roma. Sei a Roma, ti ringraziamo per il collegamento e mi scuso con te per il ritardo. Partiamo subito con le elezioni amministrative al comune di Genova. Abbiamo un paio di sondaggi, la scorsa settimana vi abbiamo dato quello di BD Media, oggi vediamo quello di Tecne, che vede la candidata del centro-sinistra Silvia Salis al 52%, il candidato del centro-destra Pietro Picciocchi al 44,5%, Mattia Cruccioli, Uniti per la Costituzione 1,4%, altri candidati 2,1%, ma attenzione Francesco, volevo parlare anche un attimino con te, astensione e incerti, siamo addirittura al 49,2%, mi sembra che sia ancora una partita tutta da giocare e c'è anche un po' il pericolo fra Togliani e Bonelli che insomma sostengono la candidata della sinistra in modo piuttosto pesante, a parte i 5 Stelle che qua a Genova ci sono sempre stati. Sì, grazie, ma guarda, io pur essendo chiaramente genovese da tantissime generazioni, vivo un po' la politica nazionale e se l'andamento della politica nazionale e anche quella internazionale la ribaltiamo su Genova, perché Genova non è una piccola città o un piccolo paese, è una città enorme, mezzi liguri risiedono a Genova, quindi non si può non fare una valutazione politica di interesse generale. Ma la domanda che mi pongo, è arrivato il momento di dare forza, visti quei sondaggi che hai, di dare forza a dei soggetti politici che vediamo cosa stanno combinando, quale atteggiamento hanno a livello nazionale, a livello internazionale, perché dietro questa candidata c'è la politica, perché c'è la politica, anche se lei si dichiara così e poi in realtà non lo è, si dichiara fuori dalla politica invece in realtà è dentro. Ma quale politica c'è? C'è la politica che da una parte l'abbiamo già vista a Genova, no? Questo candidato mi sembra un po', lo dico in senso buono, no? Ma io l'ho vissuto queste cose come tanti nostri ascoltatori, mi sembra un po' Marco Doria in gonnella, ce lo ricordiamo il sindaco di Genova Marco Doria, sinistra italiana, e oggi la sinistra italiana è ancora lì a sponsorizzare questa candidata. Cioè vogliamo che Genova ritorni ai tempi del non sindaco, perché non ha fatto niente, era inesistente, anzi ha creato solo dei danni alla città e ai genovesi, Marco Doria, perché sono quelli lì, non sono cambiati, ma che non sono cambiati ce lo dimostra quello che sta succedendo a livello nazionale. Perché vede, io adesso qualcheduno, poi la gente chiaramente pensa ad altro, no? Salis a Genova, ma è quella ma non è quella, è un'altra, però è quel partito là, quello della Salis europea, che ha fatto tutte quelle cose fuori legge, è quella lì, quella politica lì che oggi ricade, nonostante combinazione con l'omonimia anche di cognome. Vogliamo portare a Genova la politica di Fratoianni, di Bonelli, la politica di quel PD che non ha argomenti sulle politiche nazionali, figurati di cosa può fare su Genova. Vogliamo riportare a Genova e quindi andare a fermare, bloccare, impedire tutte quelle opere importanti. Mi dicevo, ma se vinciamo noi Genova tornerà a muoversi, viva Dio! Ma come si fa a dire che Genova non si è mossa e non si sta muovendo? Vuol dire, è stato fatto ed è in corso il massimo che si potesse fare per questa città.
quali tipi di proposte possono avere? Quelle soltanto, in realtà ogni tanto lo dicono, di fermare la crescita della città, fermare le opere, fermare il movimento in città, le infrastrutture, la crescita. So bene, tutti sappiamo bene che quando fai un cantiere magari qualcuno si arrabbia perché c'è la coda, perché non si può passare, perché sono i lavori in corso, ma quel cantiere serve per la crescita, per fare quello che abbiamo dimostrato di saper fare a livello regionale, a livello comunale, a livello nazionale. Qui oggi portiamo a Genova quelli che dicono che le mamme e i papà genovesi non ci saranno più perché non vogliono né la mamma né il papà, quindi cari senesi, né muè e né puè, perché quella è la politica che sta dietro a questa candidata di facciata, di immagine, ma direbbe da dire c'è uno zero dietro, io direi sotto zero, perché quando c'è quella roba lì c'è veramente da preoccuparsi. Dico queste parole, le dico anche un po' con un po' di enfasi, perché tutta quella grande massa di genovesi che è un po' scoglionata e quindi chiaramente ci ha dato da capire che non va a votare, perché lo ha già dimostrato quei numeri, ma saremo capaci, ce la facciamo a fargli capire che oggi è in gioco una partita molto molto importante, non solo per il futuro della città, ma per la politica anche di quella città. Vogliamo andare verso quello che noi siamo, riprendere, ribadire quello che siamo come genovesi, oppure vogliamo dire che esiste il genitore 1, il genitore 2, la droga libera, i centri sociali? Ma tu poi immagini un po' se vince la sinistra italiana, quella estrema della Salis, perché è quella. Ritorniamo ai centri sociali a Genova ovunque, ritorniamo in quel clima buio, quindi sono 1000 argomenti, 1000 motivi che la gente che non vuole andare a votare deve capire. E abbiamo un po' di settimane per poterlo fare, il massimo delle energie che tutti quanti dobbiamo avere, ma non tutti quanti, Bruzzone o Rixi o gli altri, non solo noi, ma la gente che ci ascolta, il cittadino normale, ma no, ma questo è mica Pobeli, no. Ma puoi ritornare a quei tempi là, puoi mettere Genova in mano a una politica che è al di fuori della logica di ogni controsenso, alla politica dell'occupazione delle case, dell'altra Salis, oppure quel giorno lì vai a votare e ribadisci il fatto che dobbiamo continuare a vivere nella normalità. Scusami lo sfogo, però questi sono gli argomenti principali più grossi che abbiamo in gioco. Ecco, c'è un altro tema che volevo affrontare con te, che parte un po' dal pragmatismo. Ecco, i genovesi sono pragmatici notoriamente. E allora avere un comune di Genova contro l'amministrazione di Regione Liguria e contro il governo nazionale, sempre si vede anche adesso, tra l'altro, un po' i vari screzi che ci sono tra il governatore ligure Marco Bucci e la sinistra e la candidata Silvia Salis. Insomma, non è tanto per parlare chiaro che lo prendiamo nello stoppino come genovesi. Ma guarda, la riflessione sul fatto, guarda, tanto ti dico subito in diretta, sono davanti, sono nel corridoio della Camera dei Deputati, sta parlando Giuseppe Conte dentro, tanto per riprendere. Ecco, non sto ascoltando fortunatamente quello che dice, ma mamma mia, ti assicuro che in aula alla Camera ne sentiamo di quelle da parte del centro-sinistra, di Conte e della sinistra estrema, cioè quelli della Salis di Genova che non stanno né in piedi né in terra. Ma quando amministrazioni si parlano tra di loro, regione con i comuni col governo nazionale, regione col governo nazionale, chiamiamoli in genere amministrazioni, si parlano tra di loro, ti devono parlare. Però se parlano la stessa lingua si capiscono meglio. Se parlano lingue diverse è più difficile capirsi. Questa è la base. Allora, la lingua è chiaro, parliamo tutti italiani, io parlo tanto il genovese, sono contento di farlo, va bene. Qualcuno dice che dobbiamo parlare arabo, che dobbiamo girare a Genova col velo, perché è quello. Abbiamo fatto delle grandi cose per tenere ferma l'islamizzazione della nostra città, le moschee, eccetera. Mi auguro proprio che non ci sia alcun rischio di ritornare indietro, perché li ricordiamo tutti quando volevano costruire moschee qui, moschee là a Genova, perché governava il centro-sinistra a Genova e siamo riusciti a fermarli dall'opposizione. Però
Con una tua domanda, se l'amministrazione si parla la stessa lingua, politica... Mesi fa la Lega li ha bloccati di nuovo, ha fatto la mozione a Palazzo Tursi a Genova chiedendo di nuovo di fare una nuova moschea, meno male che c'eravamo noi. Ho capito, ma allora, quando si va a votare per il comune di Genova, moschee sì, moschee no? Oppure moschee me ne batto Belin, come diceva a Genova, cioè non vado a votare? Ecco, detta cruda, mettiamola un po' così. Chiarissimo. Allora, Francesco, siccome siamo partiti un po' in ritardo, il nostro tempo a disposizione con te al momento è finito, poi ci sentiremo naturalmente nelle prossime puntate. Ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità, visto che sei grazie a voi e grazie a tutti quei genovesi che capiranno che bisogna andare a votare e fermare il grande rischio che abbiamo davanti. Grazie ancora al nostro deputato ligure Francesco Bruzzone e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata. La regia ci concede ancora una decina di minuti, sforiamo rispetto al termine delle ore 12. Il nostro secondo ospite che è l'assessore comunale al commercio Paola Bordilli. Sentiamo se Paola ci sei, perché proprio martedì c'è stata una bella novità a Genova, la maggioranza in Sala Rossa a Palazzo Tursi ha retto ed è stato approvato il nuovo piano del commercio per la prima volta in città, grazie appunto alla Lega. È il nostro assessore Paola Bordilli. Sentiamo se Paola c'è. Ci sei, Paola? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, mi scuso ancora con te per il ritardo e ti volevo subito chiedere, insomma, è stato un successo a Palazzo Tursi martedì scorso, perché questo piano di commercio tu ci hai lavorato con grandissimo impegno per diversi mesi e condiviso con tutte le categorie, gli stakeholders, eccetera, questo nuovo piano. Ce lo illustri un attimino? Assolutamente sì. Infatti guarda, la cosa principale è proprio quella che oltre che insomma sostegno pieno della nostra maggioranza, quando si è parlato proprio del piano, tutti i stakeholder, dalle categorie commerciali alle categorie consumatori, alle categorie dei tre sindacati, hanno dato il suo parere favorevole. Quindi questo vuole dire che insomma territorio apprezza questo piano che ci tengo con dire che è la prima volta che viene fatto nella nostra città, cioè benché come insomma centrosinistra ci dica che non l'abbiamo fatto per tempo, veramente noi l'abbiamo fatto mentre loro no. E questo piano ci consente di poter lavorare ed intervenire sul tema soprattutto legato con la grande distribuzione, in una materia che non è una materia facile, soprattutto dopo quel scellerato decreto Bersani che ha liberalizzato completamente tutto sul tema legato con il commercio e che ha levato ai comuni tante possibilità legate con la programmazione commerciale. Noi nelle maglie della normativa siamo riusciti a lavorare su due concetti principali, legati, come dicevo, con la grande distribuzione. Siamo andati ad individuare nella nostra città, che è una città grande, che è il sesto comune d'Italia, tanti centri storici cittadini, quindi non soltanto uno, ma c'è circa 14 centri storici commerciali dove le realtà commerciali sono molto numerose, e lì siamo andati con il porre dei vincoli alle dimensioni della grande distribuzione. Poi come dimensioni, quindi come metri quadrati. Poi siamo andati, un'altra cosa che io ci reputo molto bella e innovativa, devo dire che già un altro comune ci ha contattato proprio ieri per avere il nostro testo, perché siamo andati a prevedere alcuni requisiti
che noi chiediamo per l'insediamento della grande distribuzione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il comune è contento quando nella nostra città c'è una realtà commerciale che vuole fare l'investimento, però questa realtà commerciale, specie se della grande distribuzione, deve poter rendere alla nostra città quell'interesse pubblico viene visto come servizi, come bisogni che la nostra città chiede. Faccio l'esempio, abbiamo messo c'è l'obbligo della presentazione di un piano legato con le eccedenze alimentari. Quindi chi viene nella nostra città deve dirci, non può, deve dirci come intende gestire l'eccedenza. Questo sia per la parte food, quindi legata con l'alimentare, che con l'istituto, e quindi legato anche con le catene che vendono no food. Poi abbiamo chiesto una serie di parametri. Questi parametri sono per esempio disponibilità di mettere a disposizione i parcheggi che di giorno vengono destinati per i clienti dei supermercati anche ai residenti. Una possibilità per esempio della creazione di aree gioco per i bambini, la creazione di aree sportive inclusive, aperte alla cittadinanza, la realizzazione di aree cani. Sappiamo che sono sempre più richieste nelle nostre città queste zone legate con la sgambatura dei nostri cani. E poi abbiamo anche chiesto alcuni requisiti legati con il lavoro, fare in modo che fra le assunzioni che vengono generate dalla nuova grande distribuzione ci possano essere quelle legate con l'inserimento di lavoratori licenziati dalla grande distribuzione. E in ultimo, visto che la nostra città è una città di mare, ma che ha anche tante zone collinari, dove attualmente siamo con delle difficoltà legate spesso con la desertificazione commerciale, abbiamo chiesto che la grande distribuzione adotti un quartiere collinare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la grande distribuzione deve garantire questo servizio legato con la prossimità, quindi con la vendita dei generi alimentari anche nelle aree collinari. Ecco, tutti questi servizi che noi chiediamo sono servizi importanti per la nostra città, per i nostri cittadini. Sono benefici che vengono resi alla nostra città, dei benefici che in qualche modo rappresentano quindi una sorta di vincolo per l'ingresso poi della grande distribuzione nei nostri quartieri. Queste sono le due principali novità proprio del piano commerciale, che si abbina anche con un'altra normativa che si è fatta sempre nel 2025, oltretutto con la collaborazione con Regione Liguria, con l'assessore Piana, con il nostro delegato per il commercio nella Regione Liguria, che invece riguarda la possibilità per i comuni di poter dire chi apre e chi non apre. Come dicevo prima, Bersani ci ha levato tante possibilità legate con la programmazione, con le famose distanze fra gli stessi negozi che non ci sono più oggi, ma siamo già riusciti con il dire che nelle zone di pregio della nostra città non vi saranno più aperture di bassa qualità. Quindi siamo andati con il vietare gli H24, i money transfer, quei cibi che vengono venduti come precotti, quindi tipo il kebab, sono cibi che sono stati vietati. Quindi queste realtà nelle aree storiche del comune, Genova, non
apriranno più, perché dobbiamo ricordarci che il commercio vuole dire c'è presidio, vuole dire luce, ma vuole dire anche che questo commercio deve venire fatto con degli standard che sono legati con la qualità, con le belle cose che i nostri quartieri hanno bisogno, e non invece con realtà come molte volte sono per esempio gli H24, che non danno lavoro, che non danno quel presidio reale e concreto. Io penso poi anche quei market etnici che molto spesso sono soltanto ritrovo di persone che non amano i nostri quartieri perché fanno caos, perché quindi tutte queste cose fanno parte di un mega piano commerciale cittadino. Paola, abbiamo ancora un minutino, velocissima, perché c'è stata un po' una schermaglia devono sapere i nostri radioascoltatori, tra la candidata del centro-sinistra e il nostro assessore comunale al commercio. La candidata del centro-sinistra è andata a farsi fotografare in una carrozzeria del Ponente Genovese e su iniziativa di Confartigianato Genova, poi dopo sul suo profilo Facebook, sui social network, diciamo così, io la metto lì in maniera buona, si è un po' confusa e non ha idee, non è riuscita nemmeno a distinguere tra CNA e Confartigianato. Ecco, la nostra Paola Bordilli l'ha subito pizzicata, insomma questo comunque fa vedere anche il vuoto e la mancanza di sostanza, di preparazione della candidata del centro-sinistra. Assolutamente sì, guardate, c'è chi ha detto ma è una semplice sigla, no? Ecco, io guardate, credo che sui temi legati con il commercio, con l'artigianato, del rapporto che le istituzioni come il comune hanno con le categorie, con i rappresentanti delle categorie, sia questo un tema molto serio invece. Quindi noi dobbiamo sapere con chi stiamo dialogando, noi siamo con l'obbligo, non soltanto con il piacere, con l'obbligo di dover sapere se sono stata nella carrozzeria grazie a una categoria o c'è l'altra. Ed il fatto che per 3 volte ha corretto questo post con dei nomi differenti a me preoccupa molto, perché questo vuole dire che sia lei che anche quello staff che si porta dietro della comunicazione sono tutte persone, uno molto disattente, 2, come volevasi anche dimostrare, sono persone che non sono della nostra città. Mi sembra in linea. Vabbè, concludiamo con la gaffe della candidata sindaca del centro-sinistra. Chiedo alla regia se ci siamo ancora o se possiamo concludere qui. Prego. Va bene, ringrazio tutti per l'ascolto e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato Filo Diretto,